il cittadino è subalterno allo Stato. È subalterno allo stato etico hegeliano del codice penale, è subalterno, diciamo, all'escatologia metafisica del cattolicesimo ed è subalterno allo stato sociale ipotizzato dal marxismo. E in tutto questo il diritto del cittadino come soggetto di un patto sociale con lo Stato, di un pactum unionis, secondo la ideologia liberale di Locke e di altri, è avvilita e quindi sarebbe necessario cambiare sia la Costituzione sia il codice penale. La legittima difesa è uno proprio degli elementi caratteristici di questa situazione, perché attualmente la domanda che si pone lo Stato è sino a che punto il cittadino abbia il diritto di agire, cioè di difendersi quando viene aggredito. Passati questi limiti lo Stato lo punisce. Invece un ordinamento liberale dovrebbe capovolgere il concetto e domandarsi fino a che punto lo Stato ha il diritto di punire una persona che si difenda da un'aggressione che lui, Stato, non è riuscito a impedire. Perché il patto sociale che il cittadino fa con lo Stato risiede proprio nel devolvere l'esercizio dei suoi diritti naturali allo Stato, e se lo Stato è inadempiente il cittadino si riprende questi diritti, non ha firmato una cambiale in bianco irreversibile. Vogliamo diventare cittadini. La nostra è una battaglia perché vogliamo esercitare il diritto all'autodeterminazione. Siccome i diritti fondamentali dei cittadini sono pertinenza, come ha detto il dottor Norio, dei cittadini e sono soltanto delegati allo Stato in un'ottica liberale, noi vogliamo riappropriarci anche del diritto di scegliere la forma di governo e quindi vogliamo fare un referendum per l'autodeterminazione del popolo veneto. Questo è il messaggio fondamentale che deve uscire da questo convegno. Noi siamo a favore del diritto di autodeterminazione. Adesso è importante anche quello che sta succedendo in Spagna, sia specificamente in Catalogna, sia per quanto riguarda il governo spagnolo, quello che ha detto Pablo Iglesias. Iglesias andrà al governo spagnolo solo se verrà concesso il referendum per l'autodeterminazione della Catalogna. Questi sono momenti storici dell'Europa perché finalmente consegneremo l'Europa ai cittadini e la toglieremo dalle mani degli stati nazionali che la stanno distruggendo.